È andato all'Akragas il derby con la Pro Favara, giocato in uno stadio comunale Giovanni Broccoleri, gremito in ogni ordine di posto, con la presenza di scolaresche, bambini e ragazzi delle scuole di calcio e di un magnifico pubblico di tifosi che hanno esaltato l'incontro con coreografie e tifo che raramente si vedono nei campi del campionato di eccellenza. Una sfida molto attesa con un pubblico delle grandi occasioni, assenti i tifosi agrigentini ma per disposizione della prefettura. I padroni di casa prendono subito in mano la partita, rendendosi pericolosi in più occasioni. All'8° della ripresa l'episodio decisivo. Miano affronta in area Bruno e l'arbitro concede il rigore che Garufo trasforma. La Pro Favara accusa il colpo ma fa di tutto per ripartire. Gli ospiti attendono i locali nella propria metacampo, pronti a innescare il contropiede. All'81° l'episodio contestato della Pro Favara che lamenta la mancata concessione di un calcio di rigore per atterramento di Caternicchia, stesso calcio di rigore con la stessa dinamica che invece l'arbitro non concede alla Pro Favara. Pro Favara che ci prova fino alla fine, ma è l'Akragas che sfiora il raddoppio con Mansour. Abbiamo disputato una grande partita sotto tanti punti di vista, non abbiamo sofferto credo per nulla. L'Akragas che sappiamo è una corazzata, ma l'ho detto già in tante altre occasioni, questa squadra è cresciuta domenica dopo domenica ed è in grado di giocarsi le partite un po' con tutti. Abbiamo fatto la partita da Favara, quella che facciamo sempre, gestiamo la palla, cerchiamo di sviluppare il gioco, costruire occasioni, anche se oggi le occasioni sono state poche rispetto alle altre partite, ma c'è da dire che ci sono anche gli avversari e poi alla fine questo episodio ci ha un po' condannato e questo è il grande rammarico perché non meritavamo di perdere. I ragazzi credo che oggi hanno dato tutto come fanno sempre e dispiace a prescindere per la sconfitta, per la classifica, anche perché da tanto credo che allo stadio non si vedeva tanta gente e volevamo regalare una vittoria, non ci siamo riusciti, però credo che questi ragazzi si meritano veramente un plauso per tutto quello che hanno fatto oggi. Sicuramente rigore per l'Akragas c'era, i ragazzi hanno facciato anche il nostro, io nella panchina non sono riuscito a vedere bene, credo che non c'è stato lo stesso metro di giudizio, però l'arbitro in quel momento magari l'avrà vista in quel modo. Quello che ci tengo a dire è che il nostro campionato non è finito qui, ho visto i ragazzi che erano giù però con tanta voglia di ripartire perché ancora mancano 7 partite e li dobbiamo disputare come abbiamo disputato questo campionato. Il campo dice 1-0 per l'Akragas, quindi io quando finisce la partita come ho sempre fatto cerco sempre i risultati, quindi se devo essere sincero l'episodio è stato decisivo e quindi il risultato che abbiamo perso. Ma credo che dare giudizio agli arbitri a fine partita quando si perde si deve sempre evitare perché c'è sempre quella situazione di parte. Però non credo che l'arbitro oggi abbia influito sul risultato. Di tutta la società mia, con tutta la società. L'obiettivo nostro, io 12 anni fa quando sono stato eletto presidente, il mio obiettivo era questo, di portare il più pubblico possibile, di passare qualche domenica insieme con i ragazzi, le donne e tutto, quindi per noi già questa è stata una vittoria. Peccato che abbiamo fatto una grande partita, ragazzi non abbiamo niente da dirci, quindi andiamo avanti, come ha detto il mister, cerchiamo da martedì di nuovo rimboccarci le maniche e andiamo avanti. Pazienza, il calcio è pure questo, purtroppo. Noi abbiamo fatto di tutto. È stata la Pro Favara a fare la partita, ha attaccato e gestito la gara in maniera impeccabile, ma è stata la squadra agrigentina a portare a casa i 3 punti.
3 punti che consentono alla squadra di mister Nicola Terranova di agguantare l'Enna, che ha pareggiato con il Leonforte, e ritornare in vetta al campionato di eccellenza Girone A. L'Akragas aggancia di nuovo la testa del campionato vincendo a Favara. Certo, un episodio del rigore, ma sono 3 punti arrivati proprio a puntino. Sì, abbiamo raggiunto un obiettivo momentaneo che era quello di raggiungere la testa della classifica, però sappiamo che il campionato non finisce oggi, sappiamo che ci sono altre 7 partite che per noi saranno delle finali, perché gli avversari sono tutti agguerriti come lo è stato oggi il Favara. A proposito faccio complimenti al giocatore del Favara, all'allenatore, al pubblico che ho visto veramente in massa allo stadio. Onestamente credo che in eccellenza queste cose non si vedano ogni domenica e facilmente, quindi credo che l'Akragas abbia meritato la vittoria di oggi senza rubare nulla. È chiaro che a decidere la gara è stato un episodio, come avevo detto in conferenza stampa. Un episodio favorevole, anche un episodio recriminato e non dato per la Pro Favara. Comunque abbiamo visto in realtà in campo 2 squadre ben messe, ben organizzate, e diciamo che meritano la posizione che occupano. Sì, 2 squadre organizzate, 2 squadre che sanno quello che devono fare dentro al campo. Il tema tattico era chiaro da parte loro con questi campi di gioco per la piana e con degli inserimenti delle rotazioni sulle fasce. Alcune volte siamo stati bravi ad assorbire queste giocate, altre volte un po' meno, però c'è pure la bravura degli avversari. Sugli episodi dell'arbitro non parlo mai, però penso che lì il mio portiere abbia anticipato nettamente l'attaccante. Avete fatto la partita che aveva già preventivato in settimana? Sì, onestamente abbiamo fatto un po' tutto quello che avevamo provato durante la settimana, abbiamo sofferto il giusto, abbiamo sofferto le giocate costanti del Favara, che sono quelle che l'hanno portato prima di oggi a essere a 4 punti da noi. Mister, l'Akragas torna in vetta al campionato a pari punti con l'Enna, adesso inizia veramente il bello. Guardi, non voglio sentire più parlare di testa della classifica, noi in testa della classifica ci dobbiamo stare all'ultima gara. È un campionato difficile. Forse qualcuno si era convinto che questo campionato fosse vinto facilmente dall'Akragas, però sin dalle prime battute, dalle prime interviste ho detto che era un campionato che si sarebbe concluso al rush finale, e così sarà. Non ti manca il coraggio di lanciare i giovani? Oggi Bruno ha giocato una grandissima partita, si è portato anche il calcio di rigore. Complimenti per la scelta. Sì, dovevo fare un paio di scelte, oggi erano importanti anche perché 4 assenze di primo piano, più la disponibilità finale. Stamattina Barrera ha provato e ha dato l'ok, quindi non è stato semplice oggi mettere l'11 che avevo nella testa. Sì, abbiamo raggiunto un obiettivo momentaneo che era quello di raggiungere la testa della classifica, però sappiamo che il campionato non finisce oggi, sappiamo che ci sono altre 7 partite che per noi saranno delle finali, perché gli avversari sono tutti agguerriti come lo è stato oggi il Favara. A proposito faccio complimenti al giocatore del Favara, all'allenatore, al pubblico che ho visto veramente in massa allo stadio. Onestamente credo che in eccellenza queste cose non si vedano ogni domenica e facilmente, quindi credo che l'Akragas abbia meritato la vittoria di oggi senza rubare nulla. È chiaro che a decidere la gara è stato un episodio, come avevo detto